Tragedia in Portogallo, muore Dario Di Nolfo, 27enne agrigentino, in seguito all'esplosione dovuta a una fuga di gas. Trovato cadavere a Torre Salsa, il consigliere comunale Mario Fontana picchiato in un noto locale finisce al pronto soccorso. Ieri, giorno dell'Immacolata, il vescovo di Agrigento Damiano Arraffadali, Musumeci e i suoi assessori inaugurano presepe a Palazzo d'Orleans e illuminazione natalizia. Inaugurata stele in memoria delle vittime di femminicidio d'Agrigento, a Porto Empedocle apre un negozio solidale. Calcio, domenica il derby Acragas Pro Favara Basket, ottava vittoria per la Fortitudo, sabato eventi di padel a Siracusa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Tragedia in Portogallo, 27enne agrigentino Dario Di Nolfo muore a causa delle gravi ferite subite a seguito di un'esplosione con successivo incendio provocata da una fuga di gas. L'incidente è avvenuto nell'abitazione in affitto del giovane impegnato nel progetto studentesco Erasmus. Lo scoppio ha ferito anche altre 5 persone. Di Nolfo è deceduto in ospedale per le gravi ustioni. L'infausta notizia è stata appresa con grande sgomento ad Agrigento, dove il padre Roberto e la famiglia sono molto conosciuti. I messaggi di cordoglio sono giunti dal gruppo folcloristico Val d'Acragas, di cui Dario è stato parte, e dall'Acragas Calcio. Il sindaco Franco Miccichè ha espresso profondo cordoglio. I servizi di Arturo Cantella e Margherita Trupiano. Una notizia che ha scosso la città di Agrigento è quella della morte di Dario Di Nolfo, una morte tragica, quella del 27enne deceduto in seguito a una tremenda esplosione che si è registrata a Lisbona e dovuta a una fuga di gas, 5 in totale feriti. Fatali per il giovane agrigentino sarebbero state le ustioni provocate dall'incendio sviluppatosi dopo la detonazione. Dario Di Nolfo, laureato in economia, era figlio di un impresario del settore delle pompe funebri agrigentino e seguiva un master a Londra e si trovava in Portogallo per seguire il programma Erasmus. Si trattava di un ragazzo molto noto in città, conosciuto anche per il suo carattere solare. Tanti gli attestati di solidarietà alla famiglia da parte delle istituzioni, come quello dell'Acragas Calcio. I dirigenti, i tecnici, i giocatori e i collaboratori partecipano al dolore per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto, tifosissimo dell'Acragas e da sempre vicino alla società biancazzurra. Piange anche il gruppo folk Val d'Acragas. Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo. Lo ricordiamo sempre sorridente, educato, sensibile, ironico, affettuoso, ambizioso e amante del nostro folklore. Siamo addolorati e sconvolti per l'accaduto. La solidarietà alla famiglia Di Nolfo arriva anche dal presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, che insieme all'intero Consiglio Comunale si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Nolfo per la tragica e prematura scomparsa del figlio Dario. Con lui, ragazzo brillante, allegro, sincero e amante della vita, va via un giovane innamorato della sua terra. Tra gli attestati di solidarietà alla famiglia anche quello del sindaco della città, Francesco Miccichè. Mi associo al dolore della famiglia dell'amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario. Sono addolorato, è una notizia che ha lasciato basiti tutti. Nessuno si poteva mai aspettare un dolore del genere, una morte così assurda. Ancora oggi, nel 2021, succedono queste tragedie e spesso c'è anche l'imprudenza o la negligenza di chi dovrebbe garantire la sicurezza anche ai nostri figli. Sono vicino alla famiglia, peraltro papà, amico mio, grande amico, persona splendida, famiglia splendida, famiglia di lavoratori, di gente per bene, e questo mi rattrista tantissimo. La morte del giovane di belle speranze, Dario Di Nolfo, ha destato profonda commozione in città, commozione alla quale anche noi ci associamo, e ci viene naturale qualche riflessione. Quel giovane ucciso dall'esplosione è solamente uno dei nostri figli, figli di un sud malato terminale rispetto ad un'Italia malata cronica che ha lasciato la famiglia nella speranza di un futuro migliore, una laurea, un Erasmus, un lavoro all'estero, qualcosa che fanno in tanti, diremmo troppi.
Di chi le colpe? Semplice, nostre, di tutti, per continuare ad accettare compromessi, sperando in quei meccanismi che ci permettano corsie preferenziali e file saltate, che hanno ridotto il nostro paese ad un territorio considerato dai grossi capitali esteri in perenne saldo di fine stagione. Un'Italia liquidata, svenduta, come i giovani sui quali le famiglie hanno investito sacrifici, risparmi e sogni. Quella di Dario è una disgrazia che poteva capitare ovunque, ma è accaduta lì, in Portogallo, lontano dai suoi affetti, dagli amici straziati, da una famiglia giustamente inconsolabile. Un paese avanzato, con la nostra storia, non può consentire che l'emigrazione diventi un obbligo per la sopravvivenza e consideri i nostri talenti e le nostre professionalità come invisibili, spesso sottopagate e senza futuro. La morte di Dario deve farci riflettere su questi meccanismi perversi che hanno messo in mano la nostra vita e il nostro futuro a chi ha mercanteggiato sotto costo la nostra terra, il nostro popolo, la nostra dignità. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da un gruppo di escursionisti nell'area verde della riserva naturale di Torre Salsa a Siculiana in provincia di Agrigento. La prima ipotesi è che si tratti del corpo di un migrante restituito dal mare, probabilmente dopo un naufragio o una caduta dall'imbarcazione su cui viaggiava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Aggredito e picchiato a sangue in un noto locale di San Leone. Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, finisce al pronto soccorso con un brutto trauma cranico e una ferita alla testa. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini. C'è il servizio. Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, è stato, senza apparente motivo, forse al culmine di un diverbio tra due gruppi di giovani, aggredito e picchiato violentemente da due soggetti. L'episodio, di cui si è appreso solo oggi, è avvenuto la notte tra sabato e domenica in un locale lungo il Viale delle Dune a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Fontana è stato colpito più volte alla testa, anche con un tirapugni. È stato soccorso in ospedale dove gli sono stati applicati ben 65 punti di sutura, con prognosi di 15 giorni. In proposito, gli rivolgono un messaggio di solidarietà ai colleghi consiglieri comunali Carmelo Cantone, Gerlando Piparo, Alessandro Sollano, presidenti e componenti della quinta commissione, di cui è parte anche Fontana. Lo stesso Carmelo Cantone commenta: Mario è solo l'ultima vittima di una movida già da tempo fuori controllo. In estate a San Leone e in inverno nel centro storico, tra risse, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all'alba. E poi atti vandalici tra piante divelte o spezzate e distrutte, vasi rovesciati, nonché danneggiamenti ai mastelli della spazzatura o ai portoni d'ingresso. Siamo certi, prosegue Cantone, che le forze dell'ordine individueranno al più presto i responsabili che hanno percorso il collega Fontana. E con il coordinamento del prefetto le invitiamo ad occuparsi in maniera ferma e decisa del fenomeno, non della movida, ma delle sue forme di scellerata degenerazione. È entrato all'interno di una tabaccheria lungo Viale della Vittoria a Canicattì, con volto travisato da mascherina Covid e cappuccio, minacciando il titolare di consegnargli il denaro custodito in cassa, poi la fuga a gambe levate, inseguito dal 25enne figlio del proprietario dell'esercizio commerciale, che però non è riuscito a braccarlo, peraltro rimanendo leggermente ferito durante la corsa. E caccia al bandito solitario, anche se quasi sicuramente ad attenderlo fuori c'era almeno un complice. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del locale commissariato insieme ai colleghi della squadra mobile. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri della locale compagnia. Corruzione, tangenti a vigili urbani e polizia metropolitana, 7 arresti, 11 gli indagati. Secondo l'accusa, i pubblici ufficiali e imprenditori gestivano in modo illecito il servizio della messa in sicurezza della viabilità a seguito di incidenti. Sequestrata anche una società. C'è il servizio. Nel corso della notte i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone.
Nei loro confronti, nell'attuale fase del procedimento, sono emersi gravi indizi di colpevolezza con l'ipotesi di accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio. È stato anche disposto il sequestro di una società a responsabilità limitata, dedicata al ripristino delle strade a seguito di incidenti con danni alla carreggiata o sversamenti di liquidi o altri detriti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Dall'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Taormina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Messina, è venuta alla luce un'associazione per delinquere operante nella fascia ionica della provincia di Messina, che attraverso un collaudato sistema di corruttela tra pubblici ufficiali e imprenditori gestiva sempre secondo l'impianto accusatorio, in modo illecito, il servizio della messa in sicurezza della viabilità a seguito di incidenti, consentendo un indebito arricchimento non solo del titolare della società posta sotto sequestro, che avrebbe acquisito il monopolio nel settore, e di 2 pubblici ufficiali indagati, questi ultimi attraverso un meccanismo che vedeva il coinvolgimento di una società creata ad hoc e a loro riconducibile, avrebbero ottenuto lauti guadagni. L'attività investigativa è stata avviata a seguito delle anomalie riscontrate dalla stazione Carabinieri di Mongiuffi Melia nelle procedure di ripristino delle condizioni della sede stradale in occasione di un sinistro stradale autonomo, con conseguente perdita di gasolio dal veicolo coinvolto, verificatosi nel centro abitato del comune di Mongiuffi Melia nel gennaio 2019. A destare il sospetto dei militari dell'Arma è stato l'intervento irrituale, in quella circostanza, di una pattuglia della polizia municipale del limitrofo comune di Letojanni, non competente per territorio. Partendo da tale anomalia, i militari dell'Arma, attraverso acquisizioni documentali e grazie ad un'importante azione di coordinamento delle stazioni carabinieri presenti nel territorio, si sono resi conto che nella maggior parte dei sinistri con sversamento di liquidi o detriti sul manto autostradale che si verificavano sulle strade del comune di Letojanni, nonché sulle arterie principali, venivano gestiti dalla società finita al centro dell'indagine, e ad intervenire sui luoghi, come esponenti delle forze dell'ordine, erano sempre 2 appartenenti alla polizia municipale di Letojanni. E le indagini hanno permesso di svelare che la società in questione, per ottenere il recupero dei costi di intervento presso le rispettive assicurazioni dei conducenti dei mezzi incidentati, aveva delegato ad agire in suo nome un'altra società, le cui quote risultavano ripartite rispettivamente tra la figlia e la moglie dei 2 esponenti della polizia municipale di Letojanni. Nel corso dell'operazione è stato eseguito altresì un decreto di perquisizione locale con contestuale informazione di garanzia nei confronti ulteriori di 4 persone che risultano indagate in stato di libertà a vario titolo per i medesimi reati. Sono indagati in stato di libertà anche un dipendente del comune di Santa Teresa di Riva e il figlio, in quanto il primo avrebbe rilevato al titolare della società indagata delle notizie riservate sulla gara in corso per la stipula della convenzione di ripristino e bonifica stradale presso il comune di Santa Teresa. L'odierna operazione, condotta alle prime luci dell'alba, ha impegnato oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Messina, impiegati anche nelle province di Catania e Cosenza. La notte scorsa, quella dell'8 dicembre, intorno alle 4 in via Cervi a Ribera, crollava il balcone del terzo piano di un'abitazione civile di proprietà di un cittadino di origini romene di 53 anni, muratore, residente del posto. Il crollo, verificatosi verosimilmente per un cedimento strutturale, fortunatamente non ha provocato feriti, ma solo danni alle cose. È stato danneggiato il balcone sottostante e 4 autovetture che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, compresa quella del proprietario, che sono state colpite dai calcinacci in caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sciacca, che dopo le prime verifiche hanno dichiarato l'immobile inagibile in attesa di ulteriori accertamenti. Ieri, in occasione della festa dell'Immacolata, durante la celebrazione eucaristica delle 17:30, la comunità di Raffadali ha vissuto un momento storico e di particolare gioia: l'incoronazione della nuova corona e stellario per la statua della Madonna Immacolata. Vediamo. 8 dicembre, un giorno di festività che per tradizione accende le luci e gli alberi di Natale in tutte le case e le piazze del mondo, ma come ogni anno è la festa che la Chiesa celebra venerando l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
E quest'anno l'appuntamento tanto atteso dai fedeli è arrivato nel cuore dell'Avvento tra la seconda e la terza domenica del mese, che porta alla festività del Natale e dalla nascita di Gesù Bambino. E la comunità di Raffadali ha vissuto proprio un momento storico e di particolare gioia, con l'incoronazione della nuova corona e dello stellario d'argento di cui era priva la statua della Madonna Immacolata. È un segnale positivo se l'incoronazione, se lo stellario escono dalla freddezza degli oggetti e entrano nell'azione dei cuori. E grazie solamente a loro, grazie a tante persone che hanno voluto contribuire con una loro offerta, anche minima o massima in base alle loro possibilità e capacità, abbiamo potuto realizzare lo stellario e la corona che questa sera il Vescovo Benedetto lui stesso ha incoronato, altrimenti non avremmo potuto realizzare la corona, non avremmo potuto celebrare questo evento di gioia questa sera. La comunità sempre presente, abbiamo avuto qui oggi Sua Eccellenza il Vescovo e siamo stati qui ad accoglierlo per come merita. Una comunità attiva, una comunità credente, una comunità che vuole stare vicino ai più deboli e quindi dobbiamo stare vicino alla Chiesa che oggi ha un ruolo importante nell'andare a difendere le persone più bisognose, le persone che hanno esigenze di avere qualcuno che pensi per loro e le accudisca. La Chiesa celebra dunque la verità della fede attraverso la figura della Madonna che resiste alla tentazione del peccato originale. L'Immacolata Concezione, sappiamo, nasce dal senso di fede del popolo e si propone anno dopo anno all'attenzione dei credenti, dei devoti. Un messaggio importante è quello che viene dalla pagina del Vangelo che è dedicata a questa giornata, che è quello dell'Annunciazione. Maria lì si pone come donna dell'accoglienza ed è proprio questa accoglienza che forse un po' tutti nelle varie comunità dobbiamo riscoprire in un tempo in cui si tornano, ahimè, a alzare muri sui confini terrestri e a segnare confini anche sulle acque. Per adesso siamo colpiti non solo da quello che da tanti anni accade nel Mediterraneo, ma da quello che negli ultimi mesi sta accadendo alle frontiere della Polonia, della Bielorussia, ma possiamo guardarci intorno nel mondo e scoprire che l'accoglienza stenta ad entrare nel nostro tessuto. Maria si pone come donna dell'accoglienza, un'accoglienza totale della parola di Dio, tanto che nel suo grembo diventa poi la carne del Figlio unigenito di nostro Signore Gesù Cristo. Voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri di un Santo Natale a tutti e gli auguri di un anno che sia veramente un anno che ci porti in una vera e propria libertà. Giovani voglio soltanto raccomandare di pensare al loro futuro. Per pensare al loro futuro devono essere liberi dai condizionamenti e devono essere liberi con il loro pensiero. Quindi voglio dire che devono mettere da parte l'alcol e la droga che li rende schiavi e non li rende assolutamente liberi. Devono cercare di pensare per il loro futuro, c'è una comunità attiva che li può aiutare a scegliere la strada giusta. Un messaggio ai giovani, ma io direi un messaggio a tutti, giovani, meno giovani, anziani, abbiate cura di voi e avendo cura di noi, ecco, impariamo a prenderci cura di chi ci sta attorno. Ieri il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha inaugurato insieme agli assessori il presepe artistico all'interno dei giardini di Palazzo d'Orleans e l'illuminazione natalizia sulla facciata principale dell'edificio e sul cipresso all'ingresso del parco
Vediamo. Senza fare torto a nessuno, il presepe è un luogo identitario anche. Invece l'albero no, l'albero non è di tradizione siciliana, però ormai fa parte della nostra cultura e noi non abbiamo avuto bisogno di estirpare, di comprare nessun albero estirpato e neppure di comprare un albero finto. Abbiamo utilizzato un albero vero a tutti gli effetti, con la forma conica ed è anche bello. E questo blu cobalto che è molto sereno, molto rassicurante, si staglia perfettamente nel contesto. Inaugurato a Porta di Ponte un monumento dedicato alla memoria di tutte le donne vittime di violenza. Si tratta di una stele voluta e donata dall'assessore alle pari opportunità del Comune di Agrigento, Roberta Lala. Alla cerimonia presenti anche i familiari di giovani donne agrigentine vittime di femminicidio. Arturo Cantella. Inaugurato stamani a Porta di Ponte, in via Gioieni, il monumento dedicato alla memoria di tutte le donne vittime di violenza, la stele, voluta e donata dall'assessore alla pari opportunità Roberta Lala, è stata scoperta alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, dello stesso assessore Lala, delle autorità cittadine, militari e religiose. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari di giovani donne agrigentine vittime di femminicidio, le famiglie Alfano e Ferro, diverse rappresentanti dell'Associazione Donne, quindi la lettura di una poesia scritta per l'occasione da Eva Di Betta e una preghiera in loro memoria è stata fatta da Don Baldo Reina. È un simbolo in realtà la memoria, proprio per non dimenticare nel cuore della città all'ingresso della via Atenea. I simboli devono fungere anche da monito per non dimenticare quello che è successo, quindi è un simbolo sostanzialmente per la memoria ma contro l'indifferenza, per far modo che chi passa di qua ricordi ciò che è successo affinché non accada più. Io l'ho voluto donare perché certe storie non devono passare nel dimenticatoio, ma devono affiorare nelle nostre coscienze e quindi ho deciso di metterlo proprio al centro della città per ricordare queste persone, per fungere da monito e oltre a questo stiamo preparando delle iniziative di prevenzione, quindi riportare le giornate porte aperte presso la Biblioteca La Rocca, perché spesso le persone vittime di violenza non denunciano subito, hanno bisogno di un supporto e l'amministrazione comunale presso la biblioteca con le associazioni preposte crea queste giornate dove chi è vittima di violenza, anche di quella violenza che magari non lascia segni, non lascia lividi, però c'è sempre un inizio che può essere graduale. Queste giornate servono per queste persone, le porte aperte, noi le accogliamo per fare in modo di accompagnarli in un percorso di protezione e di tutela. Ho visto che hanno fatto un nuovo disegno di legge che appunto dà più forza alla prevenzione e inasprisce le pene. È proprio una piaga la violenza sulle donne. Purtroppo ci sono le violenze eclatanti che finiscono col femminicidio, ma io voglio ricordare anche quelle violenze che non finiscono col femminicidio, ma è una sorta di dolore continuo ogni giorno, che è anche la violenza psicologica, la violenza economica. Io credo che lo Stato debba prendere delle contromisure e fare in modo di tutelare le donne anche per quello che riguarda il lavoro, perché spesso sono quelle che hanno più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi fare delle leggi ad hoc per rendere anche le donne più libere di muoversi, di partecipare, di essere imprenditrici, di essere inserite nella stessa misura in cui sono inseriti gli uomini, perché ancora c'è molto divario in Italia su questo. È stata una brutta storia, come quella di mia figlia e tante figlie di mamme. Questa storia deve finire, che questi maschiacci ci togliano i figli. Spero che la giustizia fa qualcosa per questi uomini, perché i figli non si toccano, perché noi mamme facciamo tanto per i figli. Sono i nostri figli e loro non hanno il potere di ucciderli. Credo nella giustizia che difendano queste donne. Io credo. Signora, sono trascorsi tanti anni già dal femminicidio di sua figlia. Non pensa che siano aumentati di più nell'arco di questo tempo? Sì. Allora la giustizia italiana cosa fa in merito? Niente, non va nulla.
A noi ci sono rimaste soltanto lacrime e piangere per i nostri figli che mangiano la terra e loro sono in galera che mangiano e vivono. Spero che queste cose cambiano, perché non si può ogni giorno 4 omicidi. Io non voglio più accendere la televisione, perché io già sono scottata, basta. 21 anni fa mia figlia è stata barbaramente uccisa dall'ex fidanzato dopo 6 mesi che si erano lasciati, e mia figlia l'ha voluta togliere da questa terra. Cosa dire? E dopo quel giorno la nostra vita è cambiata, non è più quella di una volta. Perdere una figlia è una cosa grave, e specialmente in queste condizioni. Possa questa giornata essere utile affinché le istituzioni, la politica prendano a cuore questa situazione del femminicidio, possano prendere provvedimenti, perché in Italia, in tutta Italia, si sta sempre più moltiplicando questa piaga, affinché veramente possano provvedere. Cosa dire? È un giorno per noi doloroso. Le cose sono peggiorate, signora? Sì, infatti la televisione non si può guardare più, non c'è un giorno che non si sentono dire queste cose. E ogni volta che succede qualcosa del genere, a noi si ci apre di nuovo il cuore, perché lo stesso dolore provano altri genitori, e secondo me veramente qualcuno dovrebbe prendere provvedimento. Anima, fatti coraggio, impalpabile volteggia, piuma al vento, sorvola umana gracilità, ogni mortale spasimo, ogni fallace oblio, senza tempo, né volto né peso né affanno, né ombra di pianto, ti incrostino il cuore. Rotti singhiozzi amari, si schiudono in petto. Equilibrio di cristallo, in odore rosa sfiorita. Rigati gli occhi, graffiante silenzio t'accompagna. Sprezzante mano funesta, impietosa affonda. Ergastolo di dolore, mutuo avanza. Svetta fiera, anima sensossa, su ali di libertà. Apre a Porto Empedocle il Nido dei Bimbi, un negozio solidale. Vediamo. La società cooperativa sociale Rinascita, che opera nel territorio di Porto Empedocle da oltre un anno, ha aperto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e Anti-Stalking Telefono Aiuto, un negozio solidale denominato il Nido dei Bimbi. L'idea nasce dall'esigenza di aiutare le famiglie in stato di bisogno che la cooperativa Rinascita, in questo anno di monitoraggio e lavoro dello sportello famiglia, ne è venuta a conoscenza. Lo sportello Ascolto Famiglia si è rivelato un punto di riferimento per molte famiglie e persone in stato di bisogno e vittime di violenza, diventando anche portavoce dei diritti umani e dando la possibilità di combattere la paura e uscire dal silenzio. Questo servizio, finora non presente sul territorio di Porto Empedocle, è diventato fulcro essenziale tra le istituzioni territoriali, con il lavoro di rete sinergico e costante con il Servizio Sociale del Comune di Porto Empedocle, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterno, l'ASP di Agrigento con la neuropsichiatria infantile, il consultorio, il Centro di Salute Mentale, gli istituti scolastici del territorio e lo stesso Centro Violenza e Anti-Stalking Telefono Aiuto di Agrigento. Sì, allora, la cooperativa Rinascita vuole presentare questo progetto che è intitolato Il negozio solidale Il Nido dei Bimbi. Nasce dall'esigenza di dare delle risposte a quelli che sono i bisogni del territorio. Noi ne siamo venuti a conoscenza grazie al nostro lavoro costante che facciamo con lo sportello Ascolto Famiglia. Siamo a conoscenza di innumerevoli famiglie che hanno bisogno e si versano in condizioni socio-economiche molto disagiate, e quindi noi cerchiamo di dare concretamente delle risposte. Il negozio solidale, il Nido dei Bimbi, diviene una nuova opportunità per il territorio di Porto Empedocle, in cui ognuno di noi è chiamato a contribuire donando tutto ciò che è necessario per la prima infanzia, come vestitini, giocattoli, sì,
igiene per la prima infanzia, per l'igiene e la cura personale del bambino. Inoltre mettiamo a disposizione, grazie alla conoscenza e alle collaborazioni che ha la cooperativa nel territorio, si mettono a disposizione anche dei professionisti che, come l'odontoiatra, l'ostetica e la ginecologa, per chi comunque ha bisogno. Questo progetto questa idea del negozio nasce da un progetto che si intitola Incondizionatamente Insieme. Questo perché appunto la cooperativa vuole essere vicino a qualsiasi persona, indipendentemente da quella che sia la propria condizione sociale, la propria condizione personale, e per essere quindi con questo nuovo progetto ancora una volta incondizionatamente insieme. Quindi uno può donare qualcosa qui al vostro negozio, ma può anche ricevere. Sì. Chi è in condizione di ricevere? A chi, diciamo, lanciamo il messaggio? Chi ha bisogno cosa deve fare? Può venirci a trovare presso il nostro ufficio, che si trova in via Palermo numero 1 a Porto Empedocle, o telefonare, rivolgersi quindi alla Presidente, quindi riceviamo per appuntamento dal lunedì al venerdì. Signora Pina, da cosa nasce questa idea di istituire questo centro qui in via Palermo a Porto Empedocle? Da come le è venuta l'idea? Nasce perché è da 30 anni che siamo sul territorio di Porto Empedocle e essendo che abbiamo lo sportello famiglia abbiamo constatato che c'è molta esigenza e necessità, e allora vogliamo stare a fianco alle persone che sono in difficoltà in questo momento. Ragazze madri, anche persone che non si possono permettere un corredino, e allora abbiamo pensato di fare questa cosa, questo negozietto, e l'abbiamo fatto veramente con il cuore, e io ringrazio tutti perché hanno collaborato tutti. Giornalmente vengono persone a portare anche biberon, cose nuove, e io ringrazio tutti, e soprattutto anche i servizi sociali del comune, che sono veramente persone speciali. Un appello in questo periodo di Natale a chi vuole recarsi qui è importante, vero? Sì, vogliamo appunto fare un appello a chiunque voglia venire e comunque donare qualsiasi cosa per chi ha più bisogno, appunto, soprattutto essere un po' più sensibili nel periodo di Natale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Riapre domani alle 16:30 la casa natale di Luigi Pirandello, riqualificata e con un nuovo allestimento multimediale del percorso espositivo. In contrada Caos ad Agrigento il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore ai beni culturali Alberto Samonà restituiranno alla fruzione la dimora natale del drammaturgo siciliano premio Nobel per la letteratura nel 1934, dopo i lavori di manutenzione, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche, la Causa Museo Pirandello offre adesso anche un percorso immersivo e multimediale, materiali audiovisivi, d'archivio e musica composta appositamente. La voce narrante del maestro Leo Gullotta guida la visita tra le diverse postazioni. Un'applicazione per smartphone disponibile sui sistemi operativi iOS e Android permette di fruire sia all'interno del museo sia fuori di diversi contenuti di approfondimento tra testi, audio e realtà aumentata. Infine, l'esperienza di visita è completa con il Virtual Tour, con immagini a 360 gradi, fruibile sul sito web da qualunque dispositivo. Tutti i contenuti sono stati realizzati con la supervisione e il coordinamento scientifico della professoressa Sara Zappulla Muscarà e dell'avvocato Enzo Zappulla, esperti e studiosi pirandelliani, sotto la supervisione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento. La figura alta e nobile di Rosario Angelo Livatino. Straordinario. E non è solo un magistrato illuminato, ma è un modello anche per i giovani. Giorno 11 di dicembre
a Mazara del Vallo, al Teatro Garibaldi, una intera giornata dedicata a questo magistrato beato. Faremo un convegno su di lui, quindi su fede e giustizia. Cosa amereste che verrà fuori da questo convegno? Guarda, io gli darò una risposta un po' particolare, perché quello che verrà fuori e che io mi auguro venga fuori è che noi, quando celebriamo una figura così straordinaria che ha un profilo di santità, celebriamo Gesù Cristo, una cosa fondamentale, perché l'amore di Dio poi alla fine è tutto quello che è la vita, e quindi quando celebriamo il Cristo anche attraverso l'esempio eroico, il martirio di una persona che è stata vocata all'altruismo. Rosario Livatino aveva una visione ieratica, sacrale della giustizia, si tramanda una connotazione un po' particolare. Nelle sue agende è stato trovato un acronimo, STD, e ci volle chissà che cosa, fecero indagini e quant'altro. Poi un insegnante, l'insegnante di Rosario Angelo Livatino, gli chiarì che era sub tutela Dei, che in buona sostanza significa sotto lo sguardo di Dio, e quindi lui si affidava al Signore in tutto quello che faceva. Una figura di una riservatezza quasi parossistica, amava il riserbo, mai spettacolarizzazione della giustizia, e un giorno, siamo quasi al Ferragosto, portò lui stesso personalmente un'ordinanza di scarcerazione per un imputato. Il cancelliere, quando lo vide, dice: ma dottore, ma lei viene per Ferragosto qua? E lui rispose in maniera, secondo me, da gigante: questo detenuto è innocente, non deve stare nemmeno un giorno, non ci sono feste. Per lui la giustizia era dono di sé, era preghiera, si affrontava le cose con una dimensione quasi vocazionale. Un interrogativo tormentone che utilizzò il presidente Cossiga quando si riferì a Rosario Angelo Livatino, lo chiamò il giudice ragazzino. Questo epiteto che fu emesso sulla sua figura in verità è stato un po' dispregiativo, perché si riferiva ad un'ala di magistrati giovani, e il presidente all'epoca lo criticò un po' perché indagini come la mafia, il traffico internazionale di stupefacenti molto complesse, e siccome loro erano la fascia più giovane, magari non erano del tutto attrezzati, idonei a fare quelle indagini che richiedevano questi argomenti così complessi. Quando si parla di una figura così straordinaria, io credo che i giovani siano i soggetti a cui è destinata questo meraviglioso viatico di costruzione di una testimonianza così forte, che può essere proprio da stimolo per migliorare anche la nostra vita quotidiana. Io sono un appassionato di San Josemaria Escrivà, che diceva una frase molto bella: nelle cose più comuni molto spesso si nasconde il divino, il compito nostro è andarlo a ricercare. Solitamente le spiagge si puliscono in occasione dell'avvento della stagione estiva. Quest'anno invece l'associazione ambientalista Mare Amico ha proposto al sindaco di Agrigento di disporre una pulizia straordinaria di tutta la spiaggia di Agrigento prima di Natale. Il coordinatore Claudio Lombardo, a fronte anche dei detriti lasciati dalle piene del fiume Naro e Akragas, afferma: non possiamo presentare in questo modo i nostri arenili ai turisti e a tutti i visitatori di Agrigento che nelle festività natalizie le frequenteranno. Sarebbe la prima volta che la città di Agrigento pulisce le spiagge prima del canonico periodo estivo. Siamo adesso allo sport, partiamo dal calcio. Eccellenza, domenica il derby Akragas Pro Favara e le ultime novità su squalifiche che hanno coinvolto le squadre agrigentine, le dimissioni e sostituzioni dei tecnici. Il servizio di Carmelo Lentini.
Dopo alcuni anni ecco ritornare prepotentemente il derby Akragas-Pro Favara, due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma. Entrambe provengono da una sfilza di risultati utili consecutivi. La compagine gialloblu è allenata da Tudisco dopo una breve parentesi con Andrea Pensabene. Ultimamente si è rafforzata con gli arrivi di due giovani talentuosi come Giuffrida, in prestito proprio dall'Akragas, e Simone Camilleri, di ritorno da un'esperienza in terra piemontese. Dallo scorso mercoledì è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere a questa partita che ricordiamo in programma domenica 12 dicembre a partire dalle ore 14:30 allo stadio del Seneto di Agrigento. L'Akragas dovrà fare a meno di Giovanni Leonardi, centrocampista giovane che il tecnico Anastasi utilizza molto spesso perché dovrà scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizione. Buone notizie invece per il Canicattì, infatti la Corte Sportiva d'Appello territoriale ha parzialmente accolto il ricorso della squadra dell'Uva Italia contro la squalifica di Filippo Raimondi, che era stato fermato dal giudice sportivo per 5 giornate dopo il derby con l'Akragas. La squalifica è stata rideterminata in 3 giornate, dunque il calciatore potrà tornare in campo nell'ultima giornata del girone d'andata contro il Marineo in programma domenica 19 dicembre del 2021. Per quanto riguarda le altre squalifiche del girone A di eccellenza, sono state inflitte 3 giornate ad Angelo della Don Carlo Misilmeri, una giornata invece a Canzoneri del Monreale e a Retucci del Messina. Intanto in eccellenza è saltata un'altra panchina, e più esattamente quella dell'Unitas Sciacca. Il tecnico Giuseppe Geraldi ha dato le dimissioni che la società ha prontamente accettate. Adesso è corsa al nuovo tecnico che sarà scelto nelle prossime ore. Scendendo di categoria, Beppe Bernardo è il nuovo allenatore dell'Aragona di terza categoria e sostituisce il dimissionario Alessandro De Caro. E concludiamo con una notizia di calcio femminile, affermazione esterna dell'Akragas che passa a Mussomeli con il risultato di 5-9. A segnare le reti akragantine sono state Raffaelle con una tripletta, Brusca autrice di una quaterna e poi le reti di Failla e Vassallo. Ancora calcio, Serie D, Santa Maria Licata finisce 3-1, ma vediamo le migliori azioni. Ultime operazioni di rito a centrocampo e poi si comincia. E si comincia dunque tra Santa Maria e Licata, con il primo pallone toccato proprio dai giallorossi. Batte il numero 10 del Licata, si tratta di Candiano rispetto alla porta difesa da Grieco. Dentro l'inserimento da parte di Maniscalco che ha preso il tempo a Citro, poi per Ovisac può mettere la freccia, la mette il numero 88, manda a vuoto 2 avversari, Ovisac alza la testa all'indietro per Citro che ci lecca la conclusione. La prima parte del match soprattutto sulla destra, Ovisac dentro per Luscetti, dialogano bene i due, poi Ovisac mantiene il pallone in campo, il controllo di Kunzi, riesce a metterla in gioco, c'è il colpo di testa da parte di Citro, forse un tocco con le mani. Maggio in area di rigore, Maggio, attacca Maggio, il cross di Maggio, il pallone resta lì, Kunzi, alza la testa Kunzi, pallone ancora dentro per Maggio, il colpo di testa e la blocca il portiere Moschella. Proprio così Masullo, la mira però non è precisa e allora sfera alta sopra la traversa. Samaché prova addirittura la conclusione, il numero 9, il punteggio 0-0, davvero molto interessante. Dalla parte opposta e Soare stavolta a mettere paura con questo tiro. Ovisac subito dentro per Kunzi, attenzione Kunzi, l'uscita di Moschella. La mette dentro a scavalcare per Kunzi, il controllo di Kunzi con i piedi Moschella e arriva il doppio fischio del direttore di gara che manda le squadre al riposo sul punteggio di 0-0. Ed eccolo qua, si gioca allo stadio Carrano per i secondi 45 minuti di gioco. Pallone, controllo Di Maio, dentro per Ovisac, su di lui c'è Orlando, Ovisac
Difende bene questo pallone Ovisak, prova a girarsi, Ovisak fa tutto bene, la mette all'indietro, il controllo di Citro, la conclusione murata. Attenzione però perché il pallone resta tra i piedi di Minacori che prova la conclusione deviata. Masullo, Maio, pressing asfissiante dei giallorossi, Maio, Masullo, sul secondo palo c'è Maggio e la parata. Maggio prova a far viaggiare Kunzi. Emanuele dentro per Ovisak, tutto regolare, Ovisak salta il portiere e porta a vantaggio il Santa Maria al 18esimo del secondo tempo. Enrico Ovisak blocca il match dello stadio Antonio Carrano. Dunque al 18esimo Santa Maria 1, Licata 0. Nibali arriva anche Soale, pallone ancora dentro, attenzione a Minacori, il controllo di Minacori, il tiro murato. Pallone resta lì per Mannina, i piedi di Grieco e poi, anzi le mani di Grieco e poi la rimessa dal fondo, anzi è Ficarra, questa è la posizione di Mannina, pallone sul secondo palo, il colpo di testa e poi il pallone che scivola in rete, l'ha toccata Samache, sfortunato in questa circostanza il Santa Maria. Controllo di Suaré. Corrola tocca il pallone che resta lì, deviazione, poi Grieco, incredibile, che occasione qui per il Licata. Gabbionetta, bello per Tandara, tutto regolare, Madalin Tandara, i pugni dell'estremo difensore, regolare la posizione di Romano in area di rigore, Romano il cross per Citro, la conclusione di Citro. Parte Masullo sul secondo palo, il colpo di testa di Gargiulo ha trovato il gol del 2-1 al 42esimo, Gargiulo la sblocca con un colpo di testa nel cuore dell'area di rigore, Alessandro Gargiulo, il Santa Maria nei minuti finali è tremendo. Romano può fare tutto da solo, dentro per Tandara, Romano per Tandara e Tandara al 48esimo la chiude definitivamente con questo contropiede perfetto, ancora loro, il Santa Maria la chiude e manda il Licata a casa con questo splendido contropiede. Sullo. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Santa Maria batte 3-1 il Licata, vittoria pesantissima, Ovisak, poi Gargiulo e Tandara stendono il Licata che nel frattempo aveva pareggiato con Samache, grande vittoria per i giallorossi. Da parte nostra un saluto cordiale a tutti coloro che ci hanno seguito da casa, è una grande vittoria per il Santa Maria. Siamo al basket, ottava vittoria consecutiva per la Fortitudo Agrigento che batte anche Pozzuoli grazie a una difesa sempre più solida e un attacco incisivo. L'unico neo della partita è l'uscita di Nicolas Morici per infortunio. Per la squadra di coach Catalani il campionato però è lungo e pieno di insidie. Domenica si torna al Palamoncada per l'ultima partita casalinga del 2021 in una sfida di altissima classifica contro Torre Novese. Non solo tennis, il padel in Sicilia sta ormai spopolando, i numeri certificano la crescita di uno sport che sta raggiungendo grandissimi livelli. Sabato prossimo a Siracusa un evento in cui ci saranno tanti atleti delle varie province a sfidarsi. Vediamo l'intervista ad Adriano Sammatrice, consigliere regionale FIT Sicilia. Vediamo. Sì, questo fine settimana saremo ancora protagonisti con il padel in regione, perché veniamo da un weekend in cui in tutte le province si sono giocati i campionati provinciali assoluti. Questo ha fatto sì che le varie categorie, quarta categoria, terza categoria e Open, decretassero i vincitori provinciali che verranno qui al Seven Padel Village di Siracusa a sfidarsi per la fase finale. Sarà un weekend ricco di competitività, agonismo, ma anche l'occasione per fare di nuovo un punto sulla situazione del padel in regione. Ci rivedremo di nuovo con tutte le forze, diciamo, dispiegate nelle varie province per anche un saluto di fine anno per quella che è stata una stagione sicuramente irripetibile. I numeri del padel sono in grandissima crescita.
Siamo la regione leader nel TPRA, ad esempio, già da diversi mesi, e abbiamo presentato il maggior numero di squadre alle fasi regionali e alle fasi nazionali dei campionati under e over. Questo fa sì che ancora una volta si evidenzi come, al di là del funzionamento dei singoli circoli, ci sia proprio un sistema padel che in regione ha voglia di crescere con numeri importanti. Il Comitato sta cercando di canalizzare il più possibile l'attività, siamo in un momento di preparazione del nuovo anno, nuove affiliazioni, nuovi circoli da andare a contattare per entrare tutti insieme in quella che sarà la rivoluzione che la Federazione Italiana Tennis e Padel, direi a questo punto, ha preparato per il nuovo anno, grazie all'Istituto di Formazione e ai vari dirigenti che hanno modificato il sistema padel. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.